essere. Firme false per truccare il numero di migranti, soffiate per avvertire delle ispezioni, un quadro a tinte fosche nell'inchiesta della Procura di Padova sulla gestione di Bagnoli e Cona. Zaia, fare polizia subito, il grido inascoltato dei sindaci in questi anni. Il crollo del ponte Morandi potrebbe essere stato voluto con l'uso di microcariche, l'ipotesi shock avanzata dall'ingegnere padovano Enzo Siviero, consulente di Atlantia sulle possibili cause della tragedia di Genova. Virus West Nile, 56enne contagiato mentre si trovava in vacanza tra Caolo ed Eraclea. Il suo caso è una novità rispetto a quanto finora registrato, l'uomo infatti non aveva patologie pregresse. Episodio inquietante a Castello di Godego, auto in corsa, abbassa il finestrino e punta la pistola contro l'ex sindaco. Spero sia una bravata, dice l'uomo. Alla vigilia della... Le firme per truccare il numero dei migranti ospitati nelle maxi strutture, le soffiate per conoscere le date delle ispezioni e garantire così una facciata di regolarità, gli appalti pilotati. Il quadro che emerge dall'inchiesta della Procura di Padova è a tinte a dir poco fosche e le reazioni in queste ore sono chiare, a partire dai vertici regionali. Anch'io invoco pulizia e chiarezza, è bene capire con chi si ha rapporti, se ci sono persone che sono totalmente estranee e innocenti, oppure se abbiamo a che fare con delle persone che si sono comportate male e che sono dei delinquenti. Dall'ormai ex viceprefetto di Padova Pasquale Aversa, una sua funzionaria, fino ai vertici della Edeco, la cooperativa che prima si chiamava Eco Officina, finita nell'occhio del ciclone. Da Bagnoli a Cona, oltre 400 pagine dell'informativa che in 3 anni hanno messo insieme i carabinieri del nucleo investigativo di Padova. E da qui la sfilza di accuse a vario titolo contro i 7 indagati: concorso in turbativa d'asta, frode nelle forniture pubbliche, truffa, concussione per induzione, rivelazione di segreti d'ufficio, falso ideologico. In mezzo ci sono sempre stati loro, i richiedenti asilo ammassati e i sindaci, da Roberto Milan ad Alberto Panfilio, sentinelle inascoltate quando gridavano che quegli hub dovevano essere chiusi e che chiusi ancora non sono. Reazioni politiche bipartisan dal centro-sinistra che dice via le mele marce per non rovinare chi invece fa il suo lavoro correttamente, al centrodestra che non si sente per nulla sorpreso dell'accaduto. Non ci sorprende, insomma, noi l'abbiamo denunciato ai 420 in più occasioni del fatto che comunque con questi numeri, 180.000 arrivi all'anno, è pur possibile anche statisticamente che ci sia qualche mela marcia e anche qualche mela marcia da parte della nostra comunità che vada a gestire questi migranti. E adesso, per tornare a parlare del ponte Morandi, del crollo di Genova, della tragedia delle 43 vittime di Genova, con una ipotesi shock avanzata dall'ingegnere padovano Enzo Siviero, uno dei massimi esperti di ponti in Italia, che è anche consulente per Atlantia sulle possibili appunto cause della tragedia di Genova. Un'ipotesi shock, dicevamo, perché dice potrebbe anche essere stato abbattuto. C'è qualcuno che sta già parlando di attentati o comunque situazioni di questo genere, stanno circolando dei video da questo punto di vista e io in linea di massima non mi sento in questa fase di escluderlo, anzi diciamo che è un'ipotesi che sto esplorando io stesso, perché la dinamica del crollo
diciamo che potrebbe essere compatibile con un certo tipo di ragionamento. Il crollo del ponte Morandi a Genova potrebbe essere stato provocato, un'ipotesi sconvolgente che l'ingegnere padovano Enzo Siviero non esclude. Siviero non è una persona qualsiasi, c'è chi lo chiama Bridgeman, l'uomo del ponte. Nel suo campo è un'autorità, per 25 anni professore ordinario allo UAV di Venezia e ora rettore dell'Università Telematica e Campus. Ingegnere, autore di centinaia di pubblicazioni, architetto, costruttore di ponti, una quarantina solo in Veneto e soprattutto in questo frangente consulente per Spea Engineering, società del settore infrastrutture del gruppo Atlantia, per il crollo del ponte Morandi di Genova, 43 morti. La domanda è: com'è possibile che un ponte di tale portata sia potuto crollare in pochi secondi? Un ponte molto pulito, molto chiaro, ma diciamo che ha degli elementi mancando i quali non tiene più. Si sono state messe delle microcariche di un certo tipo, in microsecondi ti fai saltare un pezzo e viene giù. Chi potrebbe aver fatto una cosa del genere, per quale motivo? Ma guardi, il gruppo Autostrade è diventato praticamente il leader mondiale delle concessioni autostradali. Ci sono altri soggetti che potrebbero essere interessati a prendere in mano le situazioni. Non ci dimentichiamo che la fine che ha fatto Mattei. Questa ipotesi che percentuale gli dà? Guardi, io in questo momento sono portato a dare una percentuale superiore al 50%. Diciamo che questa in questo momento è l'ipotesi che tecnicamente potrebbe giustificare le modalità di crollo. Sarà poi naturalmente agli inquirenti valutare se e come, però certamente c'è qualcosa che induce a pensare che ne sia sfuggito. Se uno va a vedere ci sono dei lampi, c'è un crollo verticale di un certo tipo, c'è una rotazione, insomma ci sono molti elementi che sono compatibili con questa ipotesi. Allora il virus West Nile, ieri il bollettino con l'ultimo aggiornamento, 132 casi in Veneto con 6 decessi, ma c'è anche da registrare dal Trevigiano un caso particolare, un caso nuovo rispetto a quanto finora registrato, un 56enne trevigiano contagiato dalla febbre molto probabilmente mentre si trovava in vacanza tra Caorle ed Eraclea. Il fatto nuovo è che rispetto alle altre persone infettate e contagiate è sano, è senza, o meglio era sano, non aveva patologie pregresse. Sentiamo. 2 nuovi casi di virus West Nile nella Marca trevigiana. Ad essere stati contagiati un 74enne ricoverato a Castelfranco e un 56enne al Cafoncello. È quest'ultimo caso però a destare maggiori preoccupazioni perché ad aver contratto la febbre è un uomo sano, senza cioè patologie pregresse, come invece registrato finora negli altri pazienti ricoverati in Veneto. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato punto e quindi contagiato durante una breve vacanza tra Eraclea e Caorle, dove la zanzara Culex pipiens, responsabile del virus, è più diffusa. I sanitari definiscono le condizioni del 56enne serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Questo ulteriore passo in avanti del virus West Nile preoccupa, anche se non si parla di emergenza ma di una situazione sotto controllo. Salgono così a 8 i casi registrati nella provincia trevigiana, a fronte dei 132 confermati in Veneto, dei quali 41 evoluti nella forma neuroinvasiva con 6 decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie. Lo evidenzia il sesto bollettino sulle arbovirosi redatto e diffuso dalla Direzione Prevenzione della Regione. Rispetto a quello emesso il 21 agosto scorso è segnalato un aumento complessivo di 27 casi. Il monitoraggio continuo dei nostri esperti conferma che siamo di fronte ad una situazione impegnativa, ma che non deve destare allarme, sottolinea l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, con un virus che risulta sintomatico nell'80% dei casi e in meno dell'1% capace di evolvere nella forma neuroinvasiva. Ancora dalla Marca trevigiana, stavolta da Castello di Godego, un episodio inquietante, un'auto che transita accanto all'ex sindaco di Castello di Godego, dal finestrino posteriore spunta una pistola puntata proprio contro di lui. Una bravata o un'intimidazione? Spetterà alle forze dell'ordine dare una risposta facendo luce sull'episodio sicuramente inquietante accaduto ieri pomeriggio intorno alle 14:30 in centro a Castello di Godego. A raccontarlo lo stesso protagonista, Pier Antonio Nicoletti, ex sindaco del piccolo comune trevigiano. Stavo telefonando, tranquillo, avanza un'auto, vedo che il finestrino dietro del lato destro è abbassato, c'è un volto di un uomo, non era un ragazzo, quindi serio. Questa persona con il volto serio ha alzato la mano destra e mi ha puntato una pistola. Ricordo molto bene la canna della pistola,
e non c'era nessun bollino rosso, mi ricordo proprio l'immagine visiva è quella del foro della canna. Secondo Nicoletti potrebbe trattarsi di una pistola a giocattolo alla quale sarebbe stato tolto il tappo rosso. Era una pistola a giocattolo e hanno trovato me, se trovavano un altro, per me è stata una bravata, immagino, perché non ho motivo di pensare altre cose, hanno trovato me in quel momento e per pensare di spaventare qualcuno tanto per fare una stupidaggine. Io ritengo questo, insomma. Non credo sia una pistola vera e non credo che ce l'abbiano con me personalmente, perché non c'è motivo. Dopo qualche minuto, una volta realizzato quanto successo, l'ex sindaco si è rivolto alla polizia locale per raccontare l'accaduto. Verranno visionati i filmati dalle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del gesto. Non mi sono spaventato al momento, racconta ancora Nicoletti, ma con il passare delle ore sta crescendo l'apprensione. All'ex sindaco esprime la propria solidarietà all'attuale primo cittadino di Castello di Godego, Diego Parisotto. È inquietante, dice, che capitino queste cose in un paesino così. Mi dispiace per quanto successo e spero che le forze dell'ordine riescano a rintracciare i responsabili, conclude Parisotto. Adesso sempre con la cronaca per parlare di un blitz della Guardia di Finanza in un magazzino a Padova, a pochi giorni dall'inizio della scuola, proprio materiale scolastico e molto sequestrato dai finanzieri. Si avvicina l'inizio delle scuole e la Guardia di Finanza mette in campo un'attività di contrasto alla contraffazione nel campo degli articoli di cancelleria, sequestrando merce per un valore di circa 100.000 euro, individuata una società gestita da un cittadino cinese di prodotti con marchi famosi ma non autentici, messi in vendita a un prezzo decisamente più basso degli originali. I finanzieri hanno acquistato alcuni oggetti per fare una verifica e, accertato che erano contraffatti, hanno perquisito il magazzino, sequestrando 14.000 matite. Il legale rappresentante della società è stato denunciato alla procura e dovrà rispondere del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato anche oltre 95.000 articoli di cancelleria senza le indicazioni utili per la prevenzione dei rischi e li hanno sequestrati. Continua il dibattito sul ripristino della leva obbligatoria e anche del servizio civile obbligatorio. Ieri in Consiglio regionale è iniziata la discussione proprio su questa proposta di legge nazionale che era stata licenziata in commissione e voluta dal centrodestra, discussione dentro e fuori dal Consiglio regionale con la protesta degli studenti. È stata pacifica la protesta degli studenti che hanno manifestato nelle vicinanze di Palazzo Ferro-Fini in concomitanza con l'avvio dell'esame del progetto di legge nazionale che ha l'obiettivo di ritornare alla leva obbligatoria dal 2021. Noi studenti non ci stiamo, non crediamo che sia giusto investire più di 50 milioni di euro in un provvedimento inutile volto a educare i giovani attraverso l'ordine e la disciplina quando le scuole cadono a pezzi e i giovani non hanno da pagarsi i libri e i trasporti per andare a scuola. Educateci insegnandoci la solidarietà, l'apertura mentale, le culture che ci sono in giro per il mondo. Educateci sui banchi di scuola anziché mandarci 8 mesi in servizio militare. Il dissenso si è manifestato a colpi di rasoio e i capelli sono stati consegnati dai portavoce della rete studenti media ai consiglieri regionali. Stretto il cordone di sicurezza con i poliziotti in tenuta antisommossa presenti attorno a Palazzo Ferro-Fini sin dal primissimo pomeriggio. Nell'aula la discussione è stata aperta dal relatore di maggioranza Massimo Giorgetti, che ai ragazzi ha chiesto fiducia. L'iniziativa è quella di cercare di ricreare attraverso questo strumento o il servizio militare o il servizio civile comunque obbligatorio un minimo di cultura del dovere oltre che quella dei diritti e anche creare quell'affiatamento, quelle esperienze comunitarie che oggi purtroppo la tecnologia, il web, i cellulari eccetera non esistono più i rapporti umani. Ma la proposta trova la ferma opposizione del centro-sinistra. È un progetto di legge innanzitutto propaganda che non servirà a nulla, non realizzabile perché ha dei costi pazzeschi, per cui si parla addirittura di 5 miliardi, cioè estenderla poi anche alle donne significherebbe aumentare i costi, non ci sono attualmente le risorse nemmeno per garantire il servizio civile che è volontario. Il PD chiede di aumentare quegli stanziamenti e di consentire a chi ha voglia di affrontare un'esperienza di tipo civile di poterlo fare. È una legge, ripeto, propaganda che non vogliono neanche i militari e non vogliono i giovani.
Ed ora il presidio delle mamme No Fas in procura a Vicenza. Ieri si è concluso il sit-in durato 5 giorni per chiedere la chiusura della Miteni. Le delegazioni sono state poi accolte dai magistrati e anche dal vescovo. Sentiamo. Aborto spontaneo. Ho sofferto di preeclampsia. I neonati nascono con i PFAS nel sangue. Una bambolina in braccio accudita a rappresentare i propri figli e una serie di messaggi spot proclamati a testimonianza delle proprie sofferenze. Così, con un flash mob improvvisato, le mamme No Fas hanno voluto concludere la loro manifestazione al Tribunale di Vicenza. Mio marito ha un tumore al testicolo. Mio figlio è nato sottopeso. Per chiedere la chiusura dell'azienda che considerano la principale fonte di inquinamento da FAS, le mamme hanno trascorso 4 notti ininterrotte in tenda. Un po' freddo, la seconda notte ha piovuto tutta la notte, insomma ci siamo un po' bagnati fuori, poi dentro no. Sicuramente la chiusura della Miteni per noi è prioritaria e su questo c'è il segreto istruttorio, quindi insomma non abbiamo risposte precise, però siamo fiduciose che la giustizia faccia il suo corso. Mentre una delegazione veniva ascoltata dalla PM De Munari, un'altra rappresentanza è stata accolta dal vescovo Beniamino Pizziol. Noi abbiamo trovato tante porte chiuse in questo anno e mezzo e abbiamo suonato tanti campanelli. È la prima volta che qualcuno ci invita. Al vescovo portiamo una torta per dire grazie della sua vicinanza. È una maglia per il vescovo e una t-shirt perché anche il vescovo possa diventare mammo come noi. La nostra azione si ispira molto per molti di noi all'enciclica del Papa, la Laudato Si, e quindi in questo noi, ecco, questa lotta per la casa comune è molto importante. Nato prematuro. FAS. Uccidere la vita. L'incontro per noi è andato bene, soprattutto perché siamo state ascoltate, ci siamo sentite ascoltate, abbiamo parlato dei nostri dubbi, delle nostre attese, delle nostre paure. Il futuro di questa terra sono i nostri figli e sono nelle nostre mani. Non c'è più tempo. E adesso al Lido di Venezia, perché oggi è il giorno della via ufficiale a Venezia 75, la 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si apre ufficialmente questa sera alle 19 con la proiezione di First Man, il primo uomo, film in concorso di Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Jason Clarke. Ci saranno loro in un parterre davvero di grandi star, ma anche altre star questa sera per l'apertura della Mostra del Cinema: Bradley Cooper, Ty Sheridan, Jeff Goldblum, Alfonso Cuarón e anche il grande regista David Cronenberg. Ci sarà anche la consegna del Leone d'Oro alla carriera a Vanessa Redgrave. La cerimonia alle 19 e la cerimonia che sarà condotta quest'anno dall'attore Michele Riondino, cerimoniere della mostra, che qui vediamo al suo arrivo alla mostra e che è andato subito, finito subito nell'occhio delle polemiche, del dibattito, dopo alcune sue dichiarazioni sul ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ha detto: Salvini non mi rappresenta, lo eviterei. Ha anche detto non li avrei votati, adesso non li avrei votati il Movimento 5 Stelle, li ho votati ma non li voterei più. Insomma, dichiarazioni politiche che hanno ovviamente sono rimbalzate anche a livello nazionale. Di poco fa la battuta dello stesso Salvini, che ha detto a proposito di Riondino: sarei invece contento di incontrare Riondino, sono curioso e testardo nella speranza di riportarlo sulla retta via. C'è stata anche la battuta del governatore Luca Zaia, che ha detto: Riondino manca di umiltà, mi dispiace per Riondino per le sue dichiarazioni, sarebbe stato lo stesso rispetto a qualsiasi politico senza eccezione alcuna, ha rovinato la sacralità della mostra. Dunque una mostra del cinema che inizia con le star, inizia anche con un po' di polemiche politiche e poi inizia anche con la blindatura. Mai così blindato probabilmente il Lido di Venezia per garantire la sicurezza. Allora ci parla di questo apparato di sicurezza del Lido Ilaria Marchiori, in diretta telefonica. Ilaria. Buongiorno da Venezia, al via la Mostra del Cinema, che anche quest'anno sarà blindatissima, ancora più dell'anno precedente. Tiratori scelti, unità cinofile, agenti dell'antiterrorismo e per la prima volta sono sbarcati al Lido anche i carabinieri del GIS, il gruppo di intervento speciale, esperti in servizi di massima sicurezza.
In centrale operativa ci sono funzionari di polizia internazionali capaci di riconoscere anche eventuali pregiudicati di oltre 150 paesi e ci sarà addirittura una squadra esperta in cyberterrorismo in caso di attacchi hacker. I controlli andranno in realtà ben oltre il Lido perché ci saranno dei presidi fissi in Piazzale Roma e alle stazioni ferroviarie di Venezia e Mestre, in tutti i siti sensibili della città, da Rialto al Ghetto. Tutto sarà monitorato con telecamere fisse e anche dei palmari portatili dentro e fuori la zona rossa, il perimetro cioè della location del festival, ovvero tra Palazzo del Cinema e del Casino, il Pala d'Arsena, il Pala Biennale, fino poi ad arrivare agli Hotel Excelsior ed Eben. In tutto ci saranno 700 agenti, parte dei quali sarà spostata a Venezia il 2 settembre in occasione della regata storica che, come sappiamo, attira migliaia di veneziani e turisti ogni anno. Il fatto che il presidente Mattarella abbia deciso di disertare la serata inaugurale del festival dopo i fatti accaduti a Genova con il crollo del ponte non fa abbassare comunque la guardia sulla sicurezza, perché il livello sarà massimo e l'allerta alta per 10 giorni. D'altronde sappiamo che quest'anno al Lido ci saranno gota del cinema hollywoodiano, da Ryan Gosling a Lady Gaga, ci sarà anche Emma Watson e moltissimi altri. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, adesso ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta con la disavventura a lieto fine per un cagnolino salvato in un'abitazione di Padova dai vigili del fuoco. Vediamo perché. Un cucciolo di cane molto curioso ha tentato di uscire di casa attraverso un tubo di areazione di un'abitazione di via Palladio a Padova, ma è rimasto bloccato. Spaventati, i proprietari hanno avvisato subito i vigili del fuoco, che sono intervenuti con l'attrezzatura necessaria per liberarlo. I pompieri, infatti, con martello e scalpello hanno allargato il foro, consentendo di passare al bastardino, che è stato riconsegnato sano e salvo ai propri padroni. Lotta al cancro, raccolta fondi e sensibilizzazione. Sarà un settembre ricco di eventi per la LILT di Treviso, tra corse solidali e anche convegni per la prevenzione. La gente ha scoperto il movimento, l'attività fisica, che è una poi dei pilastri della prevenzione oncologica, insieme alla corretta alimentazione, all'uso moderato del vino e all'abolizione del fumo. E quindi noi siamo felici perché ci sono tante manifestazioni che mettono in cammino la popolazione. La consapevolezza dello sport e del vivere in salute come vera unica arma contro il cancro sembra ovvio, ma non è sempre stato così. Fortunatamente però da tempo le cose sono cambiate, così come la sensibilizzazione nei confronti di una malattia che, se non si può sconfiggere sempre, si può prevenire. In questo senso il calendario di eventi della LILT non è mai stato così ricco, anche in settembre. Si comincia con il Memorial Meneghello, a Quinto di Treviso, il 2 settembre, corsa podistica per raccogliere fondi, ma è solo l'inizio. Poi ci sarà il 6 settembre Run for Children, una manifestazione per raccogliere fondi per il progetto Giocare in Corsia. Il 16 settembre ci sarà con il comune di Montebelluna una camminata per il paese e il 30 di settembre ci sarà la seconda edizione di Asolando in Rosa, che vedrà migliaia di persone marciare a favore della LILT. Muoversi, conoscere, sapere e battere il nemico prima che si manifesti. Chi è magro si ammala di meno, sia di malattie cardiovascolari ma anche di tumori. Siccome ci sono queste evidenze scientifiche che lo dimostrano, noi siamo felici di poter avere tante persone in movimento anche nel mese di settembre, e faremo anche un convegno a Porto Buffolè, nel paese più piccolo della nostra provincia, il 7 settembre, proprio per ricordare come l'alimentazione, l'attività fisica e l'abolizione del fumo siano degli strumenti importanti per ridurre l'incidenza dei tumori. Scuola alle porte, c'è un progetto innovativo in un istituto scolastico ad Abano Terme. Nelle prime e seconde i bambini andranno a scuola senza zaini e cartelle.
Saranno 4 le classi della scuola elementare Manzoni di Abano Terme interessate dal progetto di scuola senza zaino, dopo un anno dedicato alla formazione degli insegnanti. In pratica, come avviene in altri 170 istituti in Italia, gli studenti arrivano a scuola senza lo zaino con i libri sulle spalle e nelle classi non ci sono né cattedre né file di banchi, ma solo aree di lavoro, area tavoli, area laboratori, area di lavoro individuale e l'agorà, unico spazio in cui il gruppo è completo. Inoltre non saranno assegnati compiti per casa che verranno svolti nel pomeriggio a scuola con l'aiuto degli insegnanti. A proposito di scuola, c'è un diario rivolto ai bambini delle primarie per far conoscere le meraviglie della nostra regione. Protagonista è Jesusleni Gomes, l'imprenditrice che ha attraversato i comuni veneti a piedi, che in queste settimane sta raccontando la sua esperienza ogni martedì proprio su Antenna 3. Fu così che la regina Venezia chiese aiuto a un gruppo di fidati consiglieri che rappresentavano tutti i 7 regni e che avevano il compito di stabilire le leggi che amministravano il magico mondo del Veneto. Ci sono i 7 guardiani che proteggono le 7 province, come la regina Venezia o Super Treviso, e poi c'è lei, Jesus, una caricatura di Jesusleni Gomes, che nel diario Diversamente Veneto porterà i bambini della scuola primaria alla scoperta delle meraviglie della nostra regione. L'idea è nata dopo il viaggio che ha portato l'imprenditrice di origini brasiliane ma veronese d'adozione ad attraversare a piedi i 574 comuni veneti. Ho reso partecipi più piccoli che nella camminata non potevano partecipare con i discorsi che facevamo da grandi. La sua esperienza, ora Jesusleni, la racconta ogni martedì in prima serata nel programma di Antenna 3 Diversamente Veneto, e adesso arriva per i più piccoli questo viaggio fantastico, una sorta di fiaba alla scoperta delle province e tramite racconti e canti popolari delle vicende dei veneti durante l'emigrazione di fine 800 e primi 900. È rivolto ai bambini perché poi sono quelli che sono come le spugne, no? In questa fase dell'imprinting, come si dice, sono quelli molto più recettivi, più attenti e anche più curiosi. 5.000 le copie a disposizione dei genitori. Devono solamente mandare un WhatsApp e dicendo l'età dei bambini, noi gli chiederemo da raccontarci come sono diversamente Veneto, raccontano la loro storia di famiglia piuttosto che qualcosa che li ha appassionato nel Veneto, e poi ci saranno dei punti alla quale potranno ritirare il diario. È tutto per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone africano ben saldo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto proseguirà il bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutta la nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà sereno al massimo velato. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 16 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi circa. Infine, la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà infatti asciutto su tutti i settori. Ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.